Ridare slancio alla mobilità degli studenti in Europa è uno dei principali temi affrontati in occasione dell'Assemblea Generale dell'Ente Europeo per il diritto allo studio che si è svolta proprio nel capoluogo veneziano. Dalla Francia alla Polonia, dalla Germania all'Irlanda, per la ripartenza post-Covid e il consolidamento della cooperazione fra paesi e per la condivisione di buone pratiche e nuove strategie comuni di mobilità studentesca, sia fisica che digitale. A fare gli onori di casa il presidente dell'ESU di Venezia, Piergiovanni Sorato. Abbiamo la necessità di rendere Venezia, con l'Università Ca' Foscari e l'Università UAV, ancora più internazionale di quello che già è, e questo è un primo passo per portare avanti questo progetto per la città di Venezia. La questione della mobilità e degli interventi a favore della sostenibilità sono tra i temi centrali per il mondo accademico, non solo il diritto allo studio, ma soprattutto l'accessibilità alle sedi universitarie e l'inclusione sociale.